e rimanendo un secondo in piedi legga ad alta voce la formula dell'impegno. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, intendo dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. La ringrazio, si accomodi pure. Parlando al microfono, risponde alle domande che le faranno le parti. Prego, Avvocato Righi. Grazie Presidente. Avvocato Righi, difesa Minetti. Signora, lei che attività svolge? Dunque, attualmente da circa 2 anni sono commerciante perché ho un negozio di intimo nella Val di Chiana. Fino a 2 anni fa comunque la mia professione principale era nel mondo dello spettacolo. Io sono una musicista, sono cantante insieme con mio marito. È stata la nostra professione per tanti anni. Suo marito si chiama? Mariani Danilo. Lei conosce l'onorevole Berlusconi? Sì. Ci può dire in che occasione l'ha conosciuto? Dunque l'ho conosciuto in una serata a Milano dove io con mio marito e la nostra orchestra c'era anche mio padre che era tra l'altro campione del mondo di fisarmonica, abbiamo fatto una serata al Palazzo Reale in occasione del compleanno della signora Rosella. E lì è capitato il Presidente che ci ha ascoltato e gli siamo piaciuti, così a fine serata è venuto a scambiare 2 chiacchiere con noi e ci ha praticamente ingaggiato. Sì, ma è stata più una battuta perché ci ha detto che chi è che ha cantato, chi è che ha fatto questo, ha scherzato un po' con mio padre perché avevano il solito tempo, la solita età, e poi io ho avuto così in quel momento ho detto solo questa frase: per noi musicisti è molto, la situazione è molto critica in questo momento, perché comunque lo era, avevamo deciso quasi di cambiare proprio il nostro lavoro perché non si riusciva più a mantenere una famiglia. Signora, le dispiace chiederci qual è questo tempo? Perché ci ha detto in che occasione. Collochiamolo temporalmente. Era, sì, mi scusi, era il gennaio del 2006. Perfetto, grazie. Ecco. Quindi a partire dal gennaio 2006 avete cominciato a frequentare l'onorevole Berlusconi come musicisti, lei e suo marito? Diciamo che lui ci ha ingaggiato per le serate in Sardegna, per i 2 mesi della Sardegna, tutta l'orchestra. Eravamo praticamente in 5 persone di orchestra. Poi dopo, finita il giugno, il luglio e l'agosto, dove abbiamo appunto lavorato lì, ha tenuto mio marito, perché essendo comunque il musicista più completo in quanto suona e perciò è con una cultura musicale grandissima, per poter accompagnare anche il Presidente quando cantava, mio marito ha continuato un po' con lui. Io e mio padre ci avevano già ringaggiato per la stagione successiva nel 2007, poi purtroppo mio padre si è ammalato a dicembre. In 3 mesi, ecco. Purtroppo non c'è più. Avete avuto occasione di suonare e di cantare anche nella villa di Arcore? Sì. A partire da che anno? Allora, diciamo che mio marito durante l'anno faceva sempre qualche serata là. Io venivo chiamata soltanto, diciamo che poi il rapporto è continuato, certo. Dal 2006 è andato avanti fino ad oggi. E io venivo chiamata però soltanto, principalmente quando c'erano delle serate un po' importanti, sia politiche o di imprenditori, oppure durante le festività del Natale, oppure l'agosto, ecco. Quindi più o meno dall'anno successivo, da 2 anni dopo, lei comincia è sempre la sua proseguita. Prima presenza ad Arcore, sua di lei, non tanto il suo marito. Adesso non ricordo. Con approssimazione, adesso non vogliamo il giorno e l'ora. Dunque, diciamo verso il 2008 circa. Nel 2008. Circa. Ecco. A noi e ai signori giudici interessa ovviamente parlare di alcune cene che si sarebbero svolte ad Arcore negli ultimi anni. Ecco, lei ha avuto modo di partecipare a delle cene negli anni 2009-2010 ad Arcore insieme a suo marito? Sì. Sì. Che tipo di cene era? Si può descrivere la tipologia delle cene? Ovviamente parliamo solo di quella a cui ha partecipato lei, non ci dica quello che le ha raccontato suo marito perché non ci interessa. No, ma le cene più o meno si svolgono sempre nella solita maniera, anche adesso, anche le ultime che abbiamo fatto intimamente, diciamo con pochissime persone, ma sono sempre più o meno, che ci sia 20 persone o 30, o ce ne siano 5 o 6, si svolge sempre nella solita maniera, che praticamente
chi monopolizza, diciamo, tutta la serata è sempre l'onorevole Berlusconi, in quanto da padrone di casa gestisce un po' l'allegria della serata. Sono delle cene normali dove si chiacchiera un po' di tutto, dove il Presidente canta, racconta una barzelletta, dove noi cantiamo. Siamo seduti al tavolo, però ci chiede espressamente lui magari di farci ascoltare determinate canzoni, perciò andiamo nella nostra postazione e cantiamo. Lei ha partecipato a cene in cui c'erano delle giovani ragazze? Sì. Oltre magari anche a altri personaggi politici o altri ospiti? Sì, diciamo non sempre, però diverse volte sì. Ne conosce qualcuna? Dunque, proprio da dire di avere avuto dei contatti, di parlarci proprio personalmente no, però ho conosciuto, mi sembra, la Barbara Fagioli, ho conosciuto, vabbè, la Nicole Minetti, poi adesso i nomi non me li ricordo poi tutti, un po' di persone sì, ci sono, magari se le vedo. Ruby non l'ho conosciuta. Quindi c'è una prima parte della serata che consiste nell'aperitivo e sì. poi nella cena. Sì, nell'aperitivo dove naturalmente si aspetta che arrivi l'onorevole, che arrivi il Presidente Berlusconi, che allora dopo a quel punto ci mettiamo tutti seduti. È lui che gestisce un po' anche la situazione delle postazioni. Durante la cena si balla anche? No. Mai, anche perché non c'è nemmeno la possibilità di farlo. È mai capitato di vedere degli atteggiamenti particolarmente ammiccanti o delle ragazze che magari si spogliavano durante le cene? No, assolutamente. Parliamo sempre della prima fase ancora? Assolutamente. Lei c'era in una serata in cui circolò una statuetta particolare di provenienza africana? Che sì. Uno dei camerieri, ecco, se ci può raccontare al tribunale cosa accadde quella sera. Allora, questa mi ricordo che fu portata al tavolo questa statuetta di legno che aveva un meccanismo che premendolo usciva fuori naturalmente. Bene. Questa. E niente, è passata fra il tavolo facendola vedere, ma molto semplicemente, senza nessuna, con delle battute naturalmente, perché sfido chiunque a non farle, però insomma è una cosa abbastanza scherzosa, cioè è una cosa scherzosa, come a volte si vedono in questi negozi di oggettistica questi frati che premendo ormai la conosciamo bene, ammesso che non la conoscessimo già prima, ormai ci fu qualche ragazza che cominciò a mimare dei gesti particolari con questa statuetta? No, assolutamente. Dopo questa fase qui della cena, in generale, adesso parliamo in generale della serata, ci chiamiamo così, tipo, si passa a una seconda fase che è nella parte sottostante? Sì, questo però non avviene, se parliamo di cene in generale non avviene sempre. Ecco. Ci dica quando avviene, cosa succede? Dipende dalle serate, dipende certo. Dalla compagnia, dipende anche dall'umore, diciamo, a volte del Presidente, perché molte volte rimaniamo lì perché magari o guardiamo un pezzetto di televisione, oppure ci racconta degli aneddoti lui, oppure canta determinate canzoni, allora andiamo avanti magari fino a un certo orario che non scendiamo giù. A volte magari invece scendiamo, andiamo giù che cosa c'è di sotto? Ce lo descriva. Allora, di sotto c'è una taverna molto grande, diciamo, è abbastanza grande, dove c'è una parte che è adibita a teatro, con tutte le seggioline, un grande schermo dove tantissime volte abbiamo visto delle partite o dei film, e mentre dalla parte di là c'è una piccola zona adibita a discoteca, dove appunto si balla, poi c'è mi sembra una piccola parte dove ci sono le bottiglie, dove si può bere qualcosa, un piccolo bar. Sono presenti anche dei camerieri? Sì, perché devono comunque servire da bere. E in questa seconda fase, in questa sala di adibita discoteca, dove c'è anche un palo della lap dance, credo? Sì. Ecco. Ci dica quando avviene, cosa succede? Sì, quando avviene
Voi continuate a suonare e intrattenere. Allora, diciamo che mio marito lavora con la tastiera e con il computer e mettendo i dischi, eccetera. Io a volte non servo nemmeno, perciò magari mi assento per 10 minuti, un quarto d'ora, ritorno giù. Infatti una delle ultime volte so che il Presidente mi ha cercato, che non c'ero perché voleva sentire una canzone, e allora sono tornata giù. Perciò non è che io rimango sempre lì fissa, perché a volte così, cioè mi annoio anche, prendo e allora magari vado su e poi riscendo. Ecco, gli ospiti e le ragazze cosa fanno? Ballano? Ballano. Ha avuto occasione di assistere a qualche ballo particolare inteso per spettacolo, come potrebbe essere uno spettacolo di musica brasiliana, danza del ventre, bagaglino? Ce lo descriva lei, se ne ha visto qualcuno. Allora, io mi ricordo dei balli che hanno fatto, però non, lei parla proprio di Arcore, perché io l'ho visto. Io parlo di Arcore. Allora, di Arcore ho visto che ballavano le ragazze, proprio balli da discoteca e basta. Normali? Sì. Ha avuto modo di vedere che qualche ragazza durante questi balli, che lei definisce normali, si denudasse? No, assolutamente. Io non li ho mai visti. Ha avuto modo di vedere ragazze che si baciavano tra di loro? Toccamenti reciproci fra le ragazze o toccamenti con gli altri ospiti presenti in sala? No, io non li ho visti. Chi c'era oltre all'onorevole Berlusconi come ospiti maschili, come uomini? Ma ricordo Insomma, Giorgio Puricelli e ricordo, poi dipende, in diverse cene ci sono stati anche degli imprenditori, ricordo il dottor Fede, poi chi c'è stato? C'è stato un altro amico, Ivo, che però non so il cognome. Lele Mora qualche volta c'era? Io Lele Mora l'ho conosciuto una volta o due, credo di averlo visto in Sardegna il primo anno, nel 2006. Ha avuto modo di conoscere El Marouk Karima detta Ruby? No. Quindi quella sera che suo marito l'ha conosciuta, che era probabilmente il febbraio 2010, lei non era presente? No, non ero presente, mi ha raccontato, ma non... Torniamo invece adesso parliamo di una cena in particolare, ammesso che lei riesca a individuarla. È la cena della statuetta, che probabilmente è la cena dove, da dove venivate, da San Siro, dal trofeo Berlusconi. Ce lo ricorda questo? Allora, io mi ricordo di essere andata insieme appunto con mio marito, c'era l'onorevole Rossi, col presidente Giorgio, mi sembra, a San Siro. Dopo una mezz'oretta circa l'onorevole Rossi si è sentita male, si sentiva poco bene, perciò mi sono sentita in dovere di fargli compagnia e siamo ritornati ad Arcore con un taxi. E questo me lo ricordo bene. E poi quando sono scesa, se è la serata appunto dove erano presenti queste due ragazze, che però io le ho trovate lì, queste due belle ragazze che comunque erano Chiara e Ambra. Ma lei ebbe occasione di conoscerle personalmente, direttamente in quella serata, oppure la loro presenza in quella serata l'ha ricavata poi dalle notizie apparse sulla stampa? No, io le ho conosciute perché quindi erano eravate lì. presentate in quella Sì, sera lì? Certamente quando ci sono gli ospiti ci presentiamo, le ho conosciute e mi sembra anche di aver fatto un apprezzamento sulla loro bellezza. Questo non mi ricordo a chi, però... anche perché sono passati 2 anni e mezzo, però mi sembra di aver detto a una delle due che era molto bella. Faccio io le domande per tutti. Con chi erano venute? Questo non glielo so dire perché io le ho trovate lì. Cioè io quando sono scesa dalla mia camera c'erano. Lei dice scesa a tavola, dice. All'aperitivo. All'aperitivo. Quindi lei le ha trovate lì e a quel punto si è presentata. Si sì. Ricorda che ce le hanno detto che avevano appena finito una partecipazione alla selezione? Sì, mi avevano detto che avevano fatto la selezione, una selezione per Miss Italia, se non sbaglio. Benissimo. Ecco, quindi adesso che abbiamo individuato la cena, chi c'era oltre alla signorina danese e Batilana quella sera? Allora c'era il dottor Fede, c'era Giorgio,
Giorgio Puricelli. Puricelli, sarebbe, sì. se no. E poi non... poi chi c'era? Adesso non ricordo esattamente, guardi. Beh, qualche altra ragazza ci sarà stata. Sì, c'era qualche altra ragazza. Mi Mi sembra sembra una, sì. una ventina di persone. Sì, sì, di c'era ospiti. c'era diversa gente. Mi Nicole sembra Minetti c'era? là? La Nicole Minetti? Mi sembra di sì. C'era forse anche una delle sorelle De Vivo e poi boh, non mi ricordo più sinceramente quante altre. Un'altra ragazza di Rimini, amica di Nicole Minetti, se la ricorda? No. Anche perché non è che non è che avevo molto dialogo con queste ragazze, diciamo. Ecco, quella sera lì è avvenuto qualcosa di particolare rispetto alla descrizione che lei ha fatto prima della cena standard? No, mi sembra di ricordare di no, cioè a parte il discorso della statuetta che comunque è stata una cosa Dopo, ilare. nella seconda fase, lei ha avuto modo di vedere che qualcuna di queste ragazze si sia un po' in qualche modo o non sentita bene, ecco, sia stata accompagnata di sopra, No, non si è accorta di nulla. non mi sono accorta di niente, sinceramente no. Lei quella sera è una delle sere in cui faceva su e giù, andava e veniva, o è Sì, rimasta? a volte, cioè sì, sicuramente perché cioè siccome io non ballo tra l'altro, perciò a volte anche un pochino mi annoio, cioè io ho visto, sì, erano lì che le ballavano, però poi dopo allora io vado su, magari mi fermo in cucina oppure mi fermo a vedere un attimo la televisione, perciò non mi ricordo che sia successo niente di particolare. Quindi neanche in quell'occasione ebbe modo di vedere qualcuna delle ragazze che si spogliava No. mentre ballava, si denudava, Quando c'ero io no. o altri atteggiamenti con finalità sessuali fra ragazze o fra le ragazze e gli uomini presenti. No. Questo non li ho nemmeno poi proprio mai I visti. camerieri erano presenti quella Sì. sera. Le è capitato qualche sera di partecipare a cene in cui non ci fossero presenti anche i camerieri in entrambe le fasi? No, i camerieri ci sono sempre, ci devono sempre essere, perché se al minimo bisogno ci sono. Al momento non ho altre domande, Presidente, grazie. Fulvio, se la domande? Prego, le parti civili. Grazie Presidente. Avvocato Bugnano, legale della parte civile Ambra Battilana. Signora, lei ci ha parlato della sera in cui ha ricordato esserci questa statuetta. Lei ricorda se era la sera del 22 di agosto del 2010? Sì, cioè quello che abbiamo parlato fino adesso, Sì. in questa serata. Ecco, in questa serata lei spontaneamente, poco fa, senza neanche peraltro che le fosse richiesto, ha parlato di Ambra e Chiara. Come mai, le chiedo, ha questo ricordo così vivo di Ambra e Chiara, mentre poi peraltro non ha ricordato la presenza di nessun'altra ragazza alla serata? Dunque, anche perché questa serata qui è stata, tra l'altro, oggetto di un'altra mia testimonianza, per questo è legata al ricordo della mia testimonianza che ho fatto al processo per l'onorevole Berlusconi. Abbiamo parlato proprio di questa serata dove appunto erano presenti loro, infatti. Perfetto, quindi le chiedo ancora per essere più precisa, per capire se io ho capito bene. Sì. Quindi lei non ricorda Ambra e Chiara per averle particolarmente attenzionate in quella serata, ma perché ne ha parlato in una testimonianza recentemente. E quindi qui oggi, davanti alla Corte, ha anticipato una domanda che nessuno le ha fatto pensando che si volesse arrivare a quella domanda, è così? Beh, ho collegato la serata di... a questa domanda, cioè, è una ringa più che una domanda. Cioè, la Teste ha detto quella sera c'erano Ambra Battilana e Danese, le ho conosciute direttamente. Effettivamente, senza che nessuno glielo chiedesse. Quindi cerchiamo Vabbè. di capire per quale motivo. Beh, il motivo è quello collegato alla statuetta di Priapo, perciò per me io ho collegato la statuetta aspetta. con la serata. La statuetta, ok, e ci individua la serata. La presenza di queste due ragazze alla serata, a fronte del suo scarso ricordo in ordine agli altri partecipanti alla serata,
è oggetto delle domande legittime della parte civile. Quindi quello che le chiede la parte civile, lei ha ricordato la presenza di Ambra e Chiara perché in quel momento le aveva notate e quindi questa cosa le è rimasta impressa, ovvero perché questa cosa è stata, come ci ha detto peraltro, oggetto di un'altra testimonianza nell'ambito dell'altro procedimento? Sicuramente perché è stato oggetto di un'altra testimonianza dove è stato tutto collegato. Ok, prego. Ecco, vorrei che ci descrivesse, per quello che è il suo ricordo ovviamente, un po' più nel dettaglio la scena della statuetta. Quindi, la scena della statuetta. Allora, per quello che ricordo che questo cameriere è arrivato appunto con un vassoio. Chi è questo cameriere, scusi se lo... Lorenzo, non so il cognome. No, non me lo ricordo proprio. Quindi un cameriere Lorenzo. Cameriere sì, che appunto era tornato dall'Angola dove mi sembra che abbia un parente, dove ha riportato questa statuetta. E è arrivato con questo vassoio che era appoggiato sul mobile e l'ha presa, l'ha fatta vedere, è passata nel tavolo, in questo tavolo ovale, e poi è stata riposta su questo vassoio nel mobile. Ecco, ma il cameriere l'ha poggiata sul tavolo o l'ha data al presidente Berlusconi e poi da lì è iniziato il giro? Cioè... Mi sembra che sia stata avvicinata dalla parte non proprio del presidente ma sulla destra e poi ha fatto il giro così perché essendo un tavolo ovale ha fatto il giro. Ecco. E poi è stata riposta nel... E gli ospiti? Hanno detto delle battute. Può dirci cosa è stato detto? Se lo ricorda. No, non lo ricordo. Battute riferendosi al soggetto che ci ha descritto, Certo. che si possono immaginare. Se ne ricorda qualcuna delle battute che sono state fatte? Immagino non particolarmente lievi, visto Beh, certo, era la struttura era un po' particolare con quindi questo pene. se ne ricorda qualcuna? No. No, ok. Quindi era una statuetta col pene in evidenza? Sì. Ho capito, e non ricorda i commenti che sono stati fatti? Vabbè, della lunghezza, della grossezza. Sì, ma guardi, queste può cose dire così. perché abbiamo già sentito di tutto. Beh, in vabbè. questa... No, ma lo dica, se lo ricorda lo dica, prego. Ma no, che era che era abbastanza grosso, che era abbastanza voluminoso. E il presidente Berlusconi ricorda se ha fatto delle battute particolari? No, non ha detto niente. Lui non ha parlato? Posso intromettermi un attimo? Scusi, prego. Volevo sapere, se la mia Colfi mettesse sul tavolo una cosa del genere, io non sarei particolarmente contenta. Come ha reagito il Presidente a questo presente? Ci ha fatto una risata, ma non ha approfondito la situazione. Ok, grazie. Prego. Ecco, poi diciamo, quindi la statuetta gira, ci sono queste battute che lei in qualche modo ci ha riferito, poi? E poi è stata riposta sul mobile, sul tavolo, sul mobile dietro. E voi avete al tavolo. continuato la cena Sì, regolarmente. sì. Si ricorda che cosa si mangiava in quella serata? No. Qual era il menù? No. E in altre serate? No, in diverse serate, quando ci sono degli imprenditori anche o dei politici, si mangia il menù tricolore, che è sempre a base di 3 colori, il rosso, il bianco e il verde. Ho capito. Senta, venendo invece alla professione sua e di suo marito di cantanti, diciamo, quindi lei ha parlato anche di un complesso, no? Che avete o Sì, avevate. l'abbiamo avuto per 30 Quindi anni. diciamo perciò. avete svolto questa tipologia di lavoro a livello proprio professionale, Certo. cioè non solo a livello, adesso mi sfugge la parola, amatoriale, grazie. No, abbiamo fatto la professione per tantissimi anni. Perfetto. Ecco, volevo chiederle questo, venivate retribuiti quando facevate le serate a casa del Presidente Berlusconi? Allora, diciamo che lui ogni tanto ci faceva qualche regalo, non principalmente a me ma a mio marito, perché era quello che comunque rimane più tempo lì con lui e fa anche molte Regalo di quale genere? Regalo ogni tanto, ad esempio a me ha regalato sempre o dei foulard o della alta bigiotteria e poi ogni tanto mi ha anche regalato qualche busta. Con dei soldi? Sì. Su che ordine di... A suo marito dava Anche. prevalentemente soldi o anche regali di altro tipo?
No, no, ogni tanto sì, delle cravatte, oppure gli ha regalato appunto ogni tanto qualche busta anche lui, come così. E in queste buste, scusi, quanti soldi c'erano? Ma una volta ho trovato 1.500, una volta 2.000, dipende un attimo. E questi ovviamente, essendo regali, voi non fatturavate queste cifre? No. Silenzio! Un'ultima domanda, signora. Lei ricorda se, lei mi pare abbia detto che il presidente Berlusconi cantava anche, no? Lei ricorda se una delle canzoni ricorrenti che facevate, che il presidente Berlusconi cantava o le ragazze cantavano, era Meno male che Silvio c'è? Le ragazze sicuramente cantavano quei cori. Ma c'era anche una base musicale? O... No, lo fa mio marito con il pianoforte. Quindi con la era una, tastiera. diciamo, delle canzoni ricorrenti questa? Sì, quello sì. Va bene, grazie. Prego. Altre domande? Prego. Il suo turno è saltato, semmai gira dopo. Prego. Buongiorno. Buongiorno. Avvocato Guarini per la difesa di Emilio Fede. Senta, lei ricorda di aver conosciuto Magdum Maria? No, non so chi è, penso che sia. Ricorda di aver assistito a spettacoli di danza del ventre? Forse in Sardegna, poi è possibile. Con riferimento invece ad Arcore? No. No, altre domande. Io volevo chiederle una precisazione. Lei ha detto che ha adesso un'attività commerciale. Che è aperto quando? Ho aperto 2 anni fa, diciamo, ho iniziato a prendere contatti con, posso dire il nome, cioè, insomma, non siamo in televisione, ho un franchising, non la chiama mai, in Val di Chiana. Ok. Dal 2009 ho cominciato a prendere contatti, ho aperto poi nel 2010. Da quello che ho capito, l'altra attività l'ha dovuta, come dire, lasciare perché c'erano dei problemi, la crisi in generale di questo settore, ho capito bene? Parliamo del 2006? Sì. Diciamo che ora questo è un piccolo, diciamo fra parentesi, con l'avvento della tecnologia, la vera professionalità è andata un po' a sparire, nel senso che si improvvisano cantanti o musicisti, Un po' di anche tutto. basta andare con un computer e uno lavora e basta. Ed era un momento veramente, avevamo fatto 10 anni l'orchestra stabile alle Terme di Chianciano e poi naturalmente col cambio della presidenza è stato... E l'orchestra quando è che si è sciolta poi? Si è sciolta subito dopo, diciamo, dunque noi abbiamo fatto il luglio e l'agosto in Sardegna, 2006 in Sardegna, sì. a dicembre sempre del 2006, febbraio-marzo si è sciolta l'orchestra perché comunque poi anche mio marito non potevamo nemmeno più diciamo garantire una sicurezza alla famiglia, lui aveva bisogno di trovare comunque anche un'altra situazione. E mi scusi, immagino che ci fosse qualche problema economico. Come avete fatto ad aprire l'attività commerciale? Dunque, innanzitutto, vabbè, adesso sono passati, l'abbiamo aperta nel 2009-2010. Infatti io dico proprio nel 2009. Allora, abbiamo avuto un aiuto da parte di mia suocera che ci ha permesso di fare la fideiussioni che servivano bancarie e tutto. Abbiamo preso un finanziamento e abbiamo aperto l'attività. Ma l'onorevole Berlusconi vi ha in qualche modo, economicamente intendo, aiutato? L'onorevole Berlusconi ci ha aiutato per la vendita della nostra casa. Quello sì. Nel senso che? Allora, nel senso che noi ci stiamo costruendo una piccola casa e non riuscivamo a vendere l'appartamento dove eravamo e gli abbiamo chiesto il favore di poter acquistare il nostro appartamento, si parla di, adesso non ricordo, sempre forse 2010, 2009-2010, e lui ci ha aiutato, infatti ci ha dato i soldi per poter iniziare a costruire la nostra casa. E poi niente, adesso l'abbiamo già rimessa in vendita per restituirgli quello che lui ci ha dato per la vendita del nostro appartamento.
Non ho capito. Cioè io pensavo l'avessi acquistata, no. L'ha acquistata, allora diciamo questo, il nostro appartamento è stato acquistato da una società sua. Sì. Ci hanno dato appunto questi soldi in contanti per Certo. poter darli al costruttore dell'altra casa che stiamo facendo. Perfetto, ok. Adesso è stata naturalmente rimessa in vendita anche perché è in un piccolo paese di Sarteano, non credo che non gli serva. Ma rimessa in vendita dalla società che l'aveva acquistata. Certo, Ok. certo. Vabbè, prego. Lei signora è stata alla Villa di Lesa, No, sul Lago Maggiore. no, non sono mai stata. Le risulta che suo marito ci sia stato? Sì. Ce ne ha parlato? Sì, me ne ha parlato di questa villa molto bella, però Ha sentito per caso da suo marito notizie su episodi particolari avvenuti a Lesa? che io ricordi Una no. ragazza che è stata male? No, Nulla le dice? non mi ha Va detto bene. niente di questo. Grazie. Altre domande? Grazie signora, può andare. Grazie.